Da referente per gli enti locali della Lega, il primo cittadino di Treviso, Mario Conte, guarda dall'ottica dell'amministratore quanto successo una settimana fa a Caerano San Marco, dove il sindaco Gianni Precoma è stato picchiato da 3 rom, padre e 2 figli. Al di là dell'inchiesta e del dibattito che ne sono scaturiti, Conte pone l'accento sul fatto che il sindaco sia dovuto andare da solo a intimare ai nomadi che poi l'hanno aggredito di lasciare l'area che avevano occupato. La cosa grave è che un sindaco debba intervenire da solo, perché in un comune come Caerano San Marco ci sono soltanto 2 agenti di polizia locale che in quel momento non erano nemmeno in servizio. Credo che sia necessaria una riflessione proprio sul ruolo del sindaco e sugli strumenti che un sindaco ha per poter amministrare al meglio il proprio territorio. Non è possibile che succedano episodi come questi. Fondamentale è che un sindaco possa agire in massima sicurezza per il bene dei suoi cittadini e anche di se stesso. Necessario quindi avviare un ragionamento, dice, avendo già chiari i meccanismi che andrebbero aggiustati. Bisogna intervenire sugli organici dei comuni, qui la gente continua ad andare in pensione e non vengono riassunte nuove forze, e quindi è inimmaginabile pensare che un comune come Caerano San Marco abbia soltanto 2 agenti di polizia locale. Già il numero di per sé fa ridere, se non fosse una notizia veramente tragica. Quindi è fondamentale andare a rivedere gli organici e soprattutto andare a riequilibrare quella discrepanza che c'è tra il sud dell'Italia e il nord, dove invece al sud hanno il problema opposto, eccesso di dipendenti, mentre al nord, dove siamo sempre stati virtuosi, ci troviamo con comuni sotto organico, compreso quello di Treviso, che però ha dei numeri più importanti rispetto a Caerano.